Benvenuti, oggi è venerdì 9 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20. La luna sorge alle 10:43 e cala alle 22:23. Oggi si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce. Il nome Teresa ha origine greca e significa cacciatrice. Il 9 agosto di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo. In occasione di questa giornata, l'Unione Europea ribadisce il suo impegno forte e costante per il rispetto, la tutela e l'esercizio dei diritti dei popoli indigeni, sanciti dal diritto internazionale dei diritti umani e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le popolazioni indigene vivono in tutte le regioni del mondo e possiedono, occupano e utilizzano circa il 22% della superficie terrestre globale. Con un totale di almeno 370-500 milioni di persone, queste popolazioni rappresentano la maggior parte della diversità culturale mondiale, hanno creato e parlano la maggior parte delle quasi 7.000 lingue del mondo. Sono 64 le candeline per l'attrice Barbara De Rossi. Entra nel mondo del jet set a soli 15 anni, notata dal regista Alberto Lattuada, mentre partecipa a un concorso di bellezza. Debutta al cinema con Così come sei, nel quale recita al fianco di Marcello Mastroianni e Nastasia Kinski. Il successo lo troverà sul piccolo schermo, dove avrà ruoli da protagonista in moltissimi TV movie. Festeggia 85 anni Romano Prodi, politico di lungo corso, leader dell'Ulivo ed ex presidente del Partito Democratico. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali di prestigio, presidente del Consiglio dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008, ministro dell'Industria nel governo Andreotti IV e presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004. Infine, oggi compie 35 anni il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dall'età di 14 anni si è dedicato alla passione per le moto, dimostrando un grande talento. Dal 2013 è passato in MotoGP, riscuotendo molti successi. È conosciuto anche nel mondo del gossip per la sua relazione prima con Belen Rodriguez e poi con l'influencer Giulia De Lellis. Camminando lungo la piazza del Duomo, sicuramente noterete i turisti che si fotografano mentre fingono di leggere qualcosa. Tutto ebbe inizio il 9 agosto del 1173, quando i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta presero il via. Nel corso degli anni la Torre di Pisa divenne celebre in tutto il mondo per la sua caratteristica pendenza, diventando un'icona riconoscibile. Infine nel 1987 l'UNESCO la dichiarò Patrimonio dell'Umanità, sottolineando il suo valore culturale e storico. Ma se saltassimo tutti insieme, riusciremmo a far tremare la Terra? Beh, quando si salta, al momento dell'atterraggio si produce una piccola vibrazione che varia a seconda del peso di ognuno e dell'altezza del balzo. Per riuscire a far tremare la Terra sarebbe necessario mettere insieme 200 milioni di persone. Però c'è un però. Affinché l'esperimento abbia successo bisogna che il salto sia coordinato, tutti devono toccare terra nello stesso istante. Se qualcuno va fuori tempo non solo non produce l'effetto desiderato, ma contrasta ed annulla lo sforzo degli altri. Buongiorno ai 12, oggi una raffinata luna in bilancia chiederà allo zodiaco qualche valutazione in più. Vediamo come se la caveranno i 12. Ariete, decisamente molto importante la giornata di oggi proprio per capire dove l'accordo tra voi e il partner trova un punto d'incontro. È decisamente una configurazione topica in amore, proprio perché vi permette di capire quanto d'accordo andate. In ogni caso l'avrete vinta su alcune cose.
Toro, la giornata di oggi prevede una distanza planetaria, tutto si assesta un po' sul romanticismo che adesso vi potete vivere e su una leggerezza di pensiero che vi serviva. Sfruttate bene la posizione degli astri e soprattutto non riempitevi la testa di pensieri perché la settimana è andata benissimo. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna in trigono, una luna che fa pace con Marte e con Giove e che quindi riassetta l'umore. L'energia tra l'altro del sestile al sole vi aiuta a rendervi di nuovo forti e assolutamente presenti con le parole e con i gesti affettivi. Cancro, la vostra luna oggi è in quadratura e probabilmente vi fa perdere un po' le coordinate, come se dovreste fare un atterraggio nella realtà che smusserà un po' le ali dei sogni, quindi cercate di essere un po' più razionali e un po' più giusti. Non potete comunque pensare che i vostri desideri prevalgono sempre su quelli degli altri, soprattutto se in famiglia o con il partner. Leone, la giornata di oggi è una giornata con una luna che stimola moltissimo la vostra voglia di relazione, di visitare posti nuovi, di viaggiare e di andare. Finalmente un momento di fuga che vi lascia un po' più liberi, quindi oggi ben contenti di seguire il vostro istinto. Vergine, giornata oggi molto interessante, Urano quadra con Venere e Mercurio e quindi vi stimola necessariamente ad affrettare i tempi di qualcosa. Se proprio volete andare in vacanza e godervi bene l'amore, dovrete sistemare prima necessariamente qualcosa. Bilancia, siete protagonisti della giornata con una luna stupenda che forma ancora tanti aspetti. L'aspetto che forse vi sarà più caro è quello di Marte e Giove, proprio perché le passioni ritornano e voi siete rinfrancati assolutamente molto più padroni della vostra seduzione. Tiratela fuori perché siete sempre il segno più elegante e affascinante dello zodiaco. Scorpione, a proposito di fascino, il vostro magnetismo oggi è un po' più languido proprio perché la luna è di 12ª casa e quindi qualche nostalgia, qualche romanticità, qualche timidezza, qualche impacciatezza a seguito di un nuovo incontro che però promette bene. Sagittario, una luna amica che era necessaria proprio per avere un conforto e una sicurezza amicale, proprio perché è stata una settimana decisamente intensa e oggi vorrete fare il punto della situazione, magari in riva al mare con qualche amico di sempre che vi saprà dare il consiglio giusto. Capricorno, luna di quadratura oggi, per cui oggi vi dovrete rassegnare a stare un po' in panchina, anche perché avete già gettato tutte le basi possibili per che il vostro lavoro possa trovare la via che desideravate. Quindi adesso dedicatevi un po' alle mollezze, anche perché questa luna di quadratura vi rende oggi un po' pigri. Acquario, una luna di trigono molto ben indirizzata tra l'altro sul vostro Plutone, proprio perché stimola creatività ed interesse e ancora una volta oggi il vostro fascino magnetico e sfuggente avrà la vittoria, soprattutto nei confronti dello sguardo di una persona che risultava un po' sfuggente e che invece adesso non fa che pensare a voi. Pesci, è finita l'opposizione fastidiosa della luna e quindi tornate a essere molto più sereni. Sarà che l'accordo col partner è stato decisamente proficuo e vantaggioso e poi tornate a essere dolcissimi pesci di sempre. La luna si oppone però ancora a Nettuno, quindi ancora per i sogni trattenetevi un po'. Col cortometraggio Dizzy Dishes, il 9 agosto del 1930 debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop. Anche se in questa prima apparizione ha le sembianze di un barboncino, Betty si presenta già nella sua veste sexy e spiritosa, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Disegnato dai fratelli Max e Dave Fleischer, il personaggio è ispirato a Helen Kane, famosa cantante degli anni 20. Sono sicura che sarà capitato anche a voi. Magari una vostra amica si presenta con un nuovo taglio di capelli dopo essersi fatta quella frangia che magari secondo voi non le sta proprio bene e vi chiede cosa ne pensate. In una situazione del genere è meglio dire semplicemente la verità, senza tanti giri di parole. Il proverbio inglese "don't sugarcoat it", che significa non indorare la pillola, ci ricorda l'importanza di essere sinceri anche quando le notizie non sono piacevoli da sentire.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il celebre pittore fiammingo Hieronymus Bosch è circondato da molte leggende. Una di queste sostiene che utilizzasse il filtro delle streghe, una sostanza psicotropa che provoca allucinazioni. Le informazioni certe sul pittore sono scarse, ma è evidente che il male, il peccato e la colpa sono i temi centrali della sua pittura. I suoi quadri sono vere e proprie visioni. Secondo Philip Daverio, emergono dal profondo di un inconscio in cui si intrecciano i più incredibili incubi. Solo l'ironia può renderli digeribili ai nostri occhi. Bosch non aveva bisogno di psicoterapia per esplorare il suo inconscio. Era tutto già lì, dipinto su tela. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta, 2 volte al giorno. Come sempre nella vita è questione di punti di vista. Oggi, se si presenta un problema, provate a guardarlo da un'altra prospettiva. Io vi aspetto qui, domani, per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!